Benvenuti qui, in questo teatro meraviglioso, il Ristori di Cividale, per il debutto qui di Angeli Custodi, un passo avanti nel pericolo, due indietro davanti al successo. Io interpreterò Eddie Walter Cosina, che era uno dei ragazzi della scorta di Borsellino. Ora arriva. Eddie, dove sei? Eddie, mamma, non trovo Eddie. Mamma, non so dove sia. È lì, guardatelo. Dove? Non spingere. Dai ragazzi, la finestra non ha spazio per tutte. Restate buone. È lì, tra l'erba, sotto il pesco. Lui e il suo camioncino dei pompieri. Oh, il camion dei pompieri! Ve lo ricordate? L'ho consumato per quanto l'ho usato. Rosso, come il fuoco contro cui lottavano. Gli unici che erano in grado di sconfiggerlo. E poi quella scala che mi immaginavo portasse su, in alto, verso l'infinito, dove questi uomini si trasformavano in angeli, per poi calarsi giù tra i mortali e salvarli da quelle fiamme che altrimenti li avrebbero divorati. Ah, non so se avrei mai fatto il pompiere, ma di una cosa sono certo. Per me erano dei veri supereroi, perché salvavano le persone, le proteggevano. Io interpreterò Eddie Walter Cosina, che era uno dei ragazzi della scorta di Borsellino, un amico. Per cui, visto che anche ero un amico, ero legato a lui e dal mio punto di vista è un po' un tributo di amicizia che si fa a delle persone che normalmente le persone sanno poco, e ci sono ogni giorno persone che nel silenzio, nell'umiltà lavorano per il prossimo, per la comunità. E allora attraverso questi personaggi, perché io andrò a parlare di Borsellino, Falcone, dei ragazzi di Cividale, dei ragazzi anche di Udine, tutte persone che hanno dato la vita per il paese. Sono 4. La mattina del 23 dicembre 1998 a rispondere all'allarme di un negozio collegato con la questura di Udine. È l'alba quando arrivano e pensano subito sia opera di un vandalo o lo scherzo di un perdigiorno. Già, perché c'è un fuoco acceso davanti alla saracinesca chiusa del negozio di elettronica e sopra appiccicato un oggetto con uno scotch giallo. Avete presente quelli spessi, resistenti? Non si riesce a capire bene cosa sia questo oggetto. Ha una forma sferica, è come una palla, al che l'agente Carlo Alberto Bianco decide di tornare indietro alla macchina, prendere l'estintore per spegnere il fuoco. Ma è una frazione di secondo, non fa in tempo a tornare indietro alla macchina che boom! L'oggetto sferico tenuto con lo scotch giallo è una bomba a mano, senza sicura, la cui levetta d'innesco tiene stretto e con lo scotch, e sotto il fuoco servirebbe a scaldare la colla dello scotch che fungerebbe da temporizzatore all'esplosione. Boom! La granata esplode e la deflagrazione colpisce in pieno i 3 poliziotti, Adriano Ruttas, Paolo Cragnolino, Giuseppe Zanier. Allora la cosa importante è portarla per le scuole, far capire ai ragazzi che tra loro molto probabilmente ci saranno anche alcuni di loro, magari solo uno, che aiuterà tutti. E noi siamo qui per loro, per ricordare che esistono persone meravigliose. Perché sapete, oggi come oggi è più facile fare pubblicità al male che al bene. Anzi, sembra quasi passato di moda il bene. E allora invece noi ritorniamo con gli angeli per le scuole, per le persone. Visto che abbiamo tolto da un lato i crocefissi, in realtà facciamo qualcosa che hanno tutti dentro, in tutte le culture gli angeli esistono, però dobbiamo sempre mettere questo ponte con l'universo. A scriverlo assieme a me è Riccardo Herrera, le musiche sono di Marco Vannozzi, conosciuto per essere il bassista di Venditti, poi abbiamo avuto anche degli inserti vocali che sentirete con delle grandi voci del doppiaggio, da Mario Cordova, la voce ufficiale di Richard Gere. Avanti. Chi è? Vieni, caro Eddie. Scusi, ma non vedo bene, mi perdoni, chi è? E così deve essere. Questione di sicurezza.
Lei è un mio superiore? In un certo senso, il mio nome in codice è Domino. Solo l'anello di scorta più vicino per convenzione può vedermi, ma non è ancora il tuo tempo. Poi abbiamo avuto questo apporto della SAP, soprattutto nella persona di Lorenzo D'Amaro, che ha insistito molto, perché ci eravamo conosciuti tempo addietro quando ero andato al Famedio della Questura, proprio perché avevo una poesiola che aveva scritto un amico mio per ricordare Eddie. E io ero andato 2 volte così, ma senza pretese, non è che andavo a pagamento, perché per amicizia l'ho fatto, finché un giorno Lorenzo mi ha detto: ma senti, perché non fai uno spettacolo per noi? E così poi è partito anche il titolo, perché io ho anche un mio, una mia guida spirituale, che è Don Sergio Mercansin, e il quale giù in Vaticano sono andato e ho detto: ma senti, come lo potrei chiamare? Perché io ho il teorema dei numeri 2, no? Parlo sempre, dico: un passo avanti nel pericolo, 2 indietro davanti al successo, che è il sottotitolo dello spettacolo, proprio perché ci sono le persone nell'ombra che permettono che esistano i numeri 1. E così lui ha detto: chiamiamolo Angeli Custodi. Perché a dire del collega, appena siamo arrivati noi, c'era solo il collega che trovava nell'auto, fiata vicino alla portineria. Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato. Perciò non sappiamo se, sicuramente tutti morti i colleghi, tranne Vullo. A quanto pare era Borsellino. Paolo Borsellino, Emanuela Loi, prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, io, Eddie Walter Cosina. Perché per qualcuno che sa sempre tutto, che osserva tutto e che si muove su quella linea di confine tra male e bene, mascherato tra noi come uno di noi, la mafia non esiste.